Cari telespettatori, siamo con Fabio Malaspina, segretario del SILP CGIL, Sindacato di Polizia della CGIL. Parliamo di consigli utili, a volte indispensabili, che è bene dare alle persone anziane che tendono naturalmente a fidarsi, forse un po' troppo. In vari periodi ci sono recrudescenze di questi atti di criminalità che danneggiano gli anziani. Voi che cosa vi sentite di consigliare? Dunque sicuramente il tema delle truffe agli anziani va sempre per la maggiore. Il problema è che si rinnovano continuamente e quindi i pericoli sono non solo costanti ma anche sempre nuovi. Abbiamo avuto negli ultimi anni, ma continua tuttora, le classiche truffe legate a tutta la serie di eventi sfavorevoli nei confronti dei figli, dei nipoti e di quant'altro, quindi con le famose telefonate da parte dell'avvocato piuttosto che della forza di polizia che chiedono soldi e che poi magari mandano anche un soggetto presso l'abitazione per ritirare queste somme hanno parecchio di denaro. Hanno parecchio successo. successo, quello che, ecco, approfittando dell'occasione, sicuramente nessuna istituzione, nessuna forza di polizia, nessuno chiede soldi per questo tipo di attività, sono ovviamente interventi del tutto doverosi e volontari. Se un figlio viene arrestato, fermato o quant'altro non saranno 1.000 o 10.000 euro, tantomeno se in oro. Quindi richieste di soldi non vanno mai, eventualmente vanno verificate. Le telefonate devono essere, come dire, rigettate, terminate nei tempi più brevi possibili. E al contempo però sempre segnalare questi episodi, cioè le denunce vanno fatte. Ha detto quello che volevo chiederle. Le denunce non bisogna vergognarsi di farle. Assolutamente no, in termini di vergogna, assolutamente. E superare anche il pensiero, che è normale avere, che non serve a niente, perché magari effettivamente serve a poco per te che hai subito quel tentativo di truffa o quella truffa, ma serve a chi le raccoglie, quindi alle forze di polizia e poi successivamente alla magistratura, per disegnare un quadro d'insieme e per capire che il fenomeno non solo esiste ma anche che dimensioni ha, in quale aree della città si concentra particolarmente e quindi provare a mettere in campo delle strategie di prevenzione e di repressione di questi fenomeni, perché non dimentichiamo che molti di questi soggetti vengono peraltro fermati, arrestati, denunciati e poi processati e condannati, non è che hanno campo libero, però tornando alla vittima, la vittima deve porre grande attenzione, capire che certe cose sono richieste assolutamente infondate e conseguentemente segnalare comunque l'episodio non subito. Non fidarsi mai, questo Fabio Malaspina forse è il messaggio che va dato, men che meno a chi bussa alla porta senza prendere, anche se c'è un previo appuntamento, fatevi supportare da qualcuno, da un figlio, da un parente, da un'altra persona. Grazie mille, grazie a voi di averci seguito, noi ci vediamo presto.